Un aspetto positivo del periodo che è passato è di aver riscoperto il piacere della comunità. Cara mia signora Alina, finalmente se vedemo. La 60 rente a me. Un caffè, se lo bevemo? Volentieri Giuseppina. Finalmente siamo qua. Ma me dà tanti pensieri quel che go a casa là. Con la scusa del corona, go fatto la mascherina. Go infilato un sole in bocca e go fatto una capolina. Beh, l'ha smesso di fumare. Ormai non mangia quasi niente. E che prova a lamentarsi? Ma mi resto indifferente. La mia estetista, pare un po', non è più venuta. E mi son trovata donna baffuta sempre piaciuta. Mio marito, dal spavento d'avermi visto così in letto, l'ha deciso di traslocare e va a dormire al gabinetto. I mamade dal Boresso di catarse dopo tempo se desmente le norme e le fa assembramento. Si aggiunge alla congrega una comare bagolona che tra concetti e sentio dir spesse volte se incocona. Gli uomini infedeli non li ho mai sopportati, eppure ho visto che ne è sempre piacere. Le diventa una piaga, fin diventa una pandemia, e il coronavirus la chiama, e i politici noi ne parla mia. Mi invece sto in disparte e non sopporto sti pettegolessi. Sono una donna riservata e non tendo a sti sporchessi. Goda tendersi il vicino e tira su la biancheria. Se la butelletta qua de sora la torna a casa o la dorme via. E così hemo riscoperto lo stare insieme ancora un po', raccontando tante fole accoccolati nel filò.